Buongiorno, oggi settima tappa. L'obiettivo di oggi è arrivare al rifugio Croda da Lago, dove non sono riuscito ad arrivare l'altro giorno per il maltempo, e quindi ci riprovo stavolta partendo da quota 1700 al ponte del Ru Corto, e per arrivare circa a 2100 di Croda da Lago e poi vedere anche in base al meteo se proseguire un po' o meno, e sempre per il solito discorso che è impossibile ormai andare sereni con la tenda, quindi devo sempre fare tappe con rientro giornaliero, a meno che non trovi posto nei rifugi, ma Città di Fiume non mi ha mai manco risposto. Quindi si parte. Anzi, ho preso il cartello al contrario, ovviamente. Eccolo qua, sentiero 437 che porta al Cason de Formin, ma lì al bivio dovrò proseguire per il rifugio Croda da Lago o rifugio Palmieri. Bene, iniziamo. A dopo. Breathing in, breathing out. How you been? You settled down. You feeling right? You feeling proud? Mi mancava una passeggiata nel bosco, che tra un po' poi ovviamente sarà un po' pianeggiante, un po' in discesa, poi fai tutto insieme, ovviamente. Life, you settle in to routine. Where are you? Does it mean? Arrivato all'inizio del salitone, questi 200 metri in pochissima strada, tutti tornantini, e poi aggireremo quindi la storia di Formin e si aprirà la valle del lago Federa e di Croda da Lago. Uno spettacolo, non vedo l'ora. Venite con me. Search online, you're getting lost, you're getting high. All alone, late in late, scared to live, scared to die. You build a boat, you build a life. You lose your kids, you lose your wife. You settle down, you're feeling lost. Dunque adesso c'è ancora una piccola salita, ma più dolce, e penso in poche centinaia di metri dovrei arrivare al lago Federa, alla Croda da Lago, da dove spero di godermi un panorama da spezzare il fiato più della salita. Da notare come su quest'altro versante della storia di Formin si è cambiata la vegetazione arborea. Di là erano tutti abeti e di qua sono quasi tutti larici, con pini e pochissimi abeti. Feeling lost, you're getting stoned, then kicking rocks. Uno dei posti che ho sempre sognato di vedere in vita mia.
forgive my northern attitude. Oh, I was raised out in the cold. If the sun don't shine. Pranzetto veloce al rifugio Croda da Lago o rifugio Palmieri. Mi ero informato sull'eventualità di scendere, cioè di arrivare fino al rifugio Città di Fiume e poi al Passo Staulanza per poi prendere un pullman e tornare dove ho lasciato la macchina, ma a quanto pare i simboli del pullman che avevo visto su queste zone dalla mappa non sono per le fermate del pullman, ma magari è un servizio navetta fatto dai rifugi stessi, quindi chissà quanto te costa, quando c'è, perché mi hanno detto che già a Passo Giao c'è un pullman al giorno, quindi mi sono detto ok, vabbè, torno semplicemente indietro. E poi mi sono detto, ma io dall'altro lato del Mondeval sono arrivato quasi alla Forcella, se ci arrivo da qua completo il giro. Ma guardate che vista su Cristallo, Tre Cime, Sorapis, Marcora, vabbè, sono le Marmarole, Lantelao. I like the way it draws me close and drags me down. 'Cause I'm the boss, the best around. At what cost, I'm still a clown, and I'm waiting on a sunrise. I'm waiting on a sunrise. Something's gotta break, something's gotta give. I hope it ain't my heart, I hope it ain't my will. I'm waiting on a sunrise. They say out there flowers bloom. I heard it from a girl just passing through. She didn't stop to look around, 'cause if she did, she'd be here now. Arrivato a Forcella Ambrizzola, 2277 metri, mi si apre quindi alle spalle laggiù il Pelmo, dove poi andrò domani. In teoria qua sotto ci sta il rifugio Città di Fiume, che si può raggiungere anche da Passo Staulanza, senza che ripasso il campo, è la 20ª volta che faccio il giro di Formiglia. Civetta, giù in fondo non so se la Marmolada, in quella direzione là in mezzo Padre di San Martino, e giù ancora di là Olle eccetera, e di qua il Mondeval, in questa direzione il Mondeval. Spettacolare, stra soddisfatto perché ho fatto più di quello che pensavo. Adesso pausa acqua e si torna indietro, che sono le 2:30 e si sta nuovando. E sta tuonando, quindi io penso che qua tra una mezz'ora, forse pure meno, mi pio l'acqua, quindi devo riuscire a levarmi la parte brutta
il più possibile quella che era salitona all'andata, e quindi sarà discesona adesso perché sennò rischio i voli. Però stupendo sempre. Croda da lago resterà nel cuore. Breathing in. E qui sta continuando a fare lampi e tuoni anche praticamente poco distanti da me. Io sto scendendo alla massima velocità possibile senza rischiare di cadere, e ho passato da poco il bivio col combin, e mancherà 1,5 chilometri alla macchina. Su. Ok, anche questa tappa fatta. Addirittura ho visto che ho fatto praticamente 900 metri di dislivello, perché qua siamo a 1700, poi c'è l'Ambrizzola, sì, poi c'è l'Ambrizzola 2003, già solo questi sono 600, però è pieno di sali e scendi tutto il sentiero, quindi secondo me ci sta. E beh, dunque, anche questa è fatta. Poi c'è l'Ambrizzola che era diventata un tabù, ce la siamo tolta, e domani si prova, insomma, si fa rifugio Città di Fiume. Vi ringrazio come sempre per aver seguito fino alla fine anche questa tappa. Mo se beve, se magna e se va a morire. Alla prossima tappa. Settle down, you're feeling lost, you're getting stoned, then kicking